Valon gioca ballapei. El fa questo profi. El sovint pia ina paga per dar ballapei. Las pagas de Valon e de ses collegas d'equipa paga siu club Balla Rodunda. Il president del club è Tinet. Quel sto miracle club ha raps avonda de pagar tot las pagas. Quels raps vengono dals spectators che miran ils jugs e de sponsors che fanno reclama sulla piazza de jug. Raps guadagna il club e con vender buons giocadors. Ils presidents dels clubs d'ina region e d'ina tiara se mettono insieme in un'unione, nie associazione. In Svizzera è quella l'Associazione Svizzera de Ballapei. Valona siu club Balla Rodunda è un dels megliors clubs della tiara e per cui vengono ils giugs e musei alla televisione. Las televisions che vogliono mettere certi giugs sono pagate per suenter. Buons clubs so vengono più supplementarmen a un raps dels emettors de televisione. Ma els emettors de televisione pagano quels raps bo direttamente als clubs, ma ben alla FIFA. La FIFA, qua in unione, nu che ils presidents de tutte le associazioni de ballapei s'entaupen. Per l'Associazione Svizzera ha un 208 associazioni de quasi tutte le tiaras del mondo. La FIFA surdata di una tiara e di una regione il diritto di organizzare campionati mondiali de ballapei. La FIFA paga l'organizzazione di quei campionati mondiali, ma ella prende tutte le entrate degli spettatori ed ella incassesce els raps dels emettori de televisione. E va per raps, e va per figbia raps. Ils de vos 3 ans alla FIFA incassau in tot 1,7 miliardi de dollars, con 1,7 milioni. In una grande parte di quels raps, circa 70%, paga la FIFA a navosa ses comembers per promuovere il ballapei, per bagagliare piazzas e stadions de ballapei e per ingaggiare buons trenaders. Aschi sovint il club de Valon raps della FIFA, ma il club de siu collega vide cella var del mond, in club che vesce gli occhi in somma di raps survegn in a massa raps.